Perché ci teniamo a dare una visione del territorio, visto che siamo sotto i riflettori a livello anche internazionale, una visione del territorio che sia la più giusta possibile, insomma, senza nulla togliere ai progressi che hanno fatto gli agricoltori in questi anni, specialmente dal 2010, quando comunque abbiamo cominciato a lavorare su questi temi in maniera molto approfondita, come tutti sapete, a livello regolamentare per quanto riguarda i comuni, a livello di protocolli per quanto riguarda il consorzio di tutela, a livello di ricerca e di studi per quanto riguarda tutte quelle istituzioni in realtà, dalla scuola enologica, il CREA e l'Università di Padova per quanto riguarda la viticoltura sostenibile. Cioè, perché è aumentata un po' la sensibilità? È aumentata la sensibilità da parte dei consumatori, ma sicuramente da parte dei produttori. I produttori adesso sono altamente, fortemente sensibilizzati su questi temi, anche perché danno valore aggiunto al prodotto che poi mettono nel mercato. Questo ormai è un dato di fatto.